un forte boato, io ero sul divano, ero nell'appartamento in fianco a quello che è stato sventrato, e un forte boato, ero sveglio, guardavo la TV, ho aperto gli occhi, mi sono trovato coperto di calcinacci e vetro e niente, ti alzi e cerchi di reagire per quello che è, siamo venuti giù e adesso stiamo spostando tutto. Vedere la morte in faccia e perdere la propria casa in un attimo. Lo shock è ancora visibile negli occhi di questo sopravvissuto. Un istante che ti cambia la vita nella notte, poco prima dell'1. Via Leandro Fusaro, Farra di Feltre, un complesso residenziale che ora sembra bombardato come in guerra. Il disastro nasce da un appartamento al primo piano dove vive un 47enne. Sotto di lui, tra gli altri, una famiglia con 4 bambini. Saturazione per una fuga di gas, primo accertamento al quale segue in queste ore l'indagine. E basta una probabile scintilla per scatenare l'esplosione. Il boato, l'edificio sventrato, mura, calcinacci e mobili schizzati fuori come proiettili, urla e panico. L'uomo investito da profonde ustioni, tutti gli altri nei vari appartamenti sono sotto shock e coperti di polvere e frammenti, ma riescono a uscire indenni, compresi i bimbi. L'allarme immediato, sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Feltre e Belluno, i carabinieri, il SUEM, l'amministrazione, tra i primi ad arrivare l'assessore ai lavori pubblici. La situazione era di panico di loro, diciamo. Per fortuna c'era un grande presidio di carabinieri, di vigili del fuoco, un attivismo, tutto è stato messo subito sotto controllo. Certo che poi vedere le persone che sono costrette a recuperare i propri averi in una casa, cioè da un momento all'altro cambia la vita completamente e non è poco, insomma. Il 47enne da Belluno viene elitrasportato al centro grandi ustionati di Padova. Non è in pericolo di vita. Nel frattempo l'area viene transennata e interdetta alla fornitura di gas ed elettricità. Una notte impossibile da dimenticare. La conta drammatica parla di 12 appartamenti danneggiati pesantemente, oltre a quello del ferito, e 22 persone evacuate e miracolosamente illese. Una strage sfiorata. Vigili del fuoco al lavoro per ore per cercare le cause del disastro e verificare la staticità del complesso. Stiamo procedendo alle indagini e a recuperare dei beni per le persone. Già loro, gli sfollati. Alcuni vengono ospitati da parenti, altri caricati su un bus dei pompieri e alloggiati in un albergo, l'Hotel Casagrande, che mette subito a disposizione alcune stanze. Impossibile per i sopravvissuti non gettare uno sguardo a quella palazzina distrutta che fino a poche ore fa era la loro casa. Appena finito a traslocare, oltretutto 10 giorni che ero qua io, c'è un disastro, veramente un disastro.